casa della provincia di Venezia. Francesca. Grazie Daniele. Beh, io non voglio prendervi per la gola visto che avete degli ottimi piatti davanti e quindi approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per riconfermare anche quest'anno questo grande appuntamento a Pramaggiore e anche tutte quelle persone che non sono in sala ma che sono dietro in cucina e che ci permettono di unire oltre a tutti gli interventi anche il piacere di stare assieme. Due semplici battute. La prima mi viene in mente quando mi sono contata in questo parco e ho visto che siamo 1, 2, 3, 4 donne, di pensare che si riconosce alla Lega sempre in ritardo quelli che sono i valori, il lavoro che ha saputo portare avanti. Penso a quando oggi sento parlare Cacciari di federalismo, penso a quando oggi sento il PD parlare di costi standard e penso che oggi abbiamo avuto bisogno di avere una legge che parlasse di parità di genere tra uomo e donna, cosa che la Lega ha sempre saputo fare, visto e considerato che oggi qua abbiamo nel parco tutte queste donne. Quindi donne, giovani, persone nuove e speriamo che anche questo gli altri partiti non si accorgano troppo tardi di quello che abbiamo saputo fare. Quindi grazie a tutti, io vi invito a venire anche domenica che sarà un'occasione significativa assieme al Presidente Muraro dove sembra che parliamo di una noia, cioè provincia, città metropolitana, ma cari signori, anche Pramaggiore, anche Cinto Caomaggiore, anche Annone, anche Chioggia diventeranno qualcosa che ancora nessuno conosce, cioè una città metropolitana, che sia una risorsa o che sia un'opportunità per pagare i debiti a chi non ha saputo gestire con serietà i propri comuni, i propri territori. Uno per tutti penso al Comune di Venezia. Chissà che oggi il Veneto, oltre a dover pagare i debiti di Roma, non si trovi domani con i suoi comuni, con i suoi 44 comuni della provincia di Venezia, a pagare i debiti di una città come Venezia. Per questo io chiedo la vostra presenza e il vostro sostegno perché è un tema di grande attualità che tocca tutti noi e che toccherà soprattutto i nostri portafogli da gennaio 2014. Quindi grazie ancora per tutto il lavoro, buona cena e un saluto particolare ai nostri grandi leader che sono sicuramente Maroni, che mi dispiace di non avere questa sera, che sono Flavio Tosi, che sono il nostro governatore Luca Zanni.